Buon pomeriggio, bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo nuovamente in diretta per darvi conto di questa domenica ennesima di emergenza, un'emergenza che sembra infinita, ce lo diciamo tante volte, ma questa è una domenica diversa perché siamo tutti in attesa di capire come saranno queste aperture. C'è fermento, domani in Veneto riapriranno ben 80.000 attività commerciali, negozi, palestre, piscine, tutte quelle attività ricomprese nell'ordinanza regionale che al momento non è stata ancora pubblicata. Perché? Perché di fatto la regione, come tutte le regioni in Italia, sono in attesa del DPCM. Il DPCM c'è, ma deve essere ancora pubblicato, una storia che in queste settimane, in questi mesi abbiamo visto già altre volte, quindi si arriva proprio anche per la complessità della materia sempre in zona Cesarini. Questo provoca ovviamente incertezza tra gli imprenditori. Quello che sappiamo è che però domani si parte, le schede informalmente ormai ce le hanno tutte, tutti gli imprenditori. Ce lo siamo detti tante volte, le abbiamo già illustrate, però manca ancora il sigillo dell'ufficialità, sia da parte del governo in primis che poi delle regioni, anche perché il DPCM, che dovrebbe essere pubblicato a momenti, ha come parte integrante, come premessa fondamentale l'accordo Stato-Regioni che poi è stato varato nella notte, perché quella trascorsa è stata una notte tesissima sul fronte del confronto politico e istituzionale tra regioni e governo. Questa la sintesi dal punto di vista istituzionale. Di fatto il punto saliente dell'ordinanza regionale è sanzionatorio, se vogliamo, perché oggi il governatore Zaia lo ha detto chiaro e tondo: da domani, dalla mezzanotte di oggi teoricamente, chi trasgredirà, chi non indosserà la mascherina rischia una multa tra i 400 e i 3.000 euro. È una maxi stangata per chi ovviamente non rispetterà l'obbligo di indossare questo dispositivo di protezione individuale. Questa in qualche modo è la novità di giornata che sta facendo discutere e sta anche preoccupando, perché parliamo ovviamente di un importo molto elevato. Del resto è l'unico antidoto al momento reale contro il contagio, soprattutto di fronte alle riaperture di massa. Ripeto, 80.000 attività che domani riapriranno in Veneto. Vedevo fino a pochi istanti fa Anna Maria Parisi che con Paola Barbato si trova a Caorle, uno dei comuni turistici del Veneto che sta riaprendo i battenti. Buonasera Anna Maria. Sì, buonasera, mi senti Cristian? Assolutamente. Siamo qui in sì, diretta da Caorle. Forte e chiaro. Allora, benissimo. Benissimo, dunque come dicevi tu da studio, multe stangate da 400 euro a 3.000 euro. In realtà questo è quanto era già previsto anche dalla precedente ordinanza regionale, ma come ha ribadito anche oggi il governatore Zaia, da domani le stangate saranno maggiori, perché da domani ci saranno meno limitazioni, con di fatto l'apertura praticamente di tutti gli esercizi commerciali e tutte le attività del commercio dedicate anche ai servizi alla persona e non soltanto. Quindi ecco perché il presidente Zaia ha voluto ribadire questo concetto che è presente nell'ordinanza, che, come hai ribadito bene tu da studio, deve essere ancora firmata in attesa della firma del DPCM. La mascherina infatti non va portata come la porto io, ma deve essere portata coprendo esattamente naso e bocca. E allora, per parlare di multe, stangate e osservazione di quelle che sono le regole, ci avviciniamo al comandante della Polizia Locale di Caorle, il comandante Armando Stefanutto. Buongiorno comandante. Buongiorno.
che vediamo in compagnia dei suoi uomini. Buongiorno, buongiorno. Alessandro e Marco. Ecco, e ben trovati. Dunque, i quad ci sono, abbiamo visto prima anche il drone, anzi a supporto abbiamo anche le immagini del drone che possiamo mandare. Comandante, come è andata innanzitutto fino adesso? I Caorlotti come si sono comportati? Diciamo Caorlotti, e non solo Caorlotti, perché essendo Caorle una città turistica abbiamo avuto anche molti ospiti, quindi diciamo che è andata bene, i contagi sono stati molto limitati e io direi anche grazie all'importante lavoro che è stato fatto sulle strade da parte nostra, ma di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Quante sanzioni avete elevato fino adesso? Sono state elevate circa 70 sanzioni dall'inizio dell'emergenza, quindi da marzo ad oggi. Sono emerse anche tante storie particolari, mi raccontava prima, ad esempio una su tutte la raccontiamo perché è veramente di colore anche. Certo, non violiamo certamente la privacy di nessuno così, la più simpatica è quella di un 86enne che l'abbiamo fermato per ben 3 volte perché doveva raggiungere la fidanzata che abitava qui a Caorle e lui non era di Caorle. E la fidanzata, per curiosità, quanti anni aveva? Ma erano quasi coetanei, quindi tutte le illazioni che avevamo pensato sono svanite dopo i nostri controlli. E la multa lì a quanto ammontava? Ahimè, le sanzioni sono quelle che saranno previste anche da domani in avanti, quindi da 400 a 3.000 euro. Quindi 3 volte... Anzi, nel caso del signore era con l'autovettura, quindi la multa raddoppia. Ah, ecco, 800 euro. Infatti l'ha detto anche oggi il governatore Zaia che bisogna stare attenti a essere veramente ligi e osservare queste regole perché la mascherina ci salva la vita. E da domani si diceva quindi cambierà anche il vostro approccio verso l'osservazione, il rispetto di queste regole? Assolutamente sì, come dicevo prima fino ad oggi ci siamo occupati di creare una sorta di cordone sanitario sulla città per fare in modo appunto che i contagi non arrivassero. Da domani cambia tutto, cambiano le regole. Non le conosciamo ancora per intero, come diceva bene prima, sia il DPCM che l'ordinanza della Regione Veneto non sono ancora state emanate, quindi attendiamo di leggerle per avere conoscenza piena di quelle che saranno le nuove regole da rispettare. Sicuramente i nostri controlli saranno basati sull'uso dei dispositivi e poi su come le attività commerciali e imprenditoriali che si apriranno andranno a regolare quelle che sono le norme di sicurezza che saranno previste per questo tipo di attività. Ecco, noi abbiamo anche mandato delle immagini che ci hanno gentilmente fornito gli agenti della Polizia Locale di Caorle, sono quelle relative il monitoraggio sopra il cielo di Caorle del drone. Possiamo anche mandarle a supporto se avete la possibilità di farlo. Che cosa avete grazie al drone potuto osservare? Allora, in questo periodo, oltre al drone, non solo col drone però, perché abbiamo utilizzato tutto il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la città per effettuare i controlli. Abbiamo dei portali che sostanzialmente ci permettono di conoscere tutti i veicoli che transitano da e verso il nostro territorio. Abbiamo utilizzato tutti questi sistemi per effettuare per esempio le verifiche per chi arrivava da fuori città senza le motivazioni consentite o addirittura da fuori regione senza le motivazioni consentite. Il drone è stato molto utile perché con il dispiego solo del mezzo riusciamo a controllare aree molto vaste e poi facciamo intervenire se necessario il personale a terra. Quindi mi ha detto anche una novità, se non ho capito male, cioè ci sono nuove telecamere, nuovi occhi che ci stanno osservando, c'è un grande fratello maggiore qui nel territorio di Caorle. C'è un grande fratello, chiamiamolo così, che però viene utilizzato in assoluto, ripeto, nel rispetto della privacy, sì, che però ci consente di avere un monitoraggio del territorio molto importante. Abbiamo potuto verificare grazie a questo anche i flussi dei veicoli nel periodo pre-crisi, pre-emergenza, durante l'emergenza e chiamiamolo post-emergenza, quindi si vede proprio una sorta di onda che scende. Sì, siamo andati quasi a zero per poi ripartire.
E con i quad dove si va? Immagino lungo la spiaggia. Adesso ci troviamo proprio a ridosso della spiaggia di Levante. Alla nostra sinistra c'è la bellissima scogliera con le famose sculture scolpite sulla pietra, sulla roccia, che sono anche motivo di una galleria di arte internazionale che si rinnova di anno in anno. Allora, i quad sono molto utili come gli altri mezzi che abbiamo per andare in spiaggia, tipo il Ranger che ci è stato incomodato dal Consorzio Renili. Abbiamo anche altri strumenti che ci consentono una mobilità tipo i Segway, perché noi abbiamo solo a Levante, sono 2 chilometri, a Ponente altri 2, ma abbiamo 17 chilometri di spiaggia, quindi abbiamo la necessità di poterci muovere per poter effettuare i controlli. 17 chilometri di spiaggia per una città, lo ricordiamo Cristian, che se d'inverno totalizza 12.000 abitanti con circa scarsi, sì, con le frazioni di Porto Santa Margherita, Altanè e Duna Verde, arriva a 4 milioni e mezzo di presenze turistiche d'estate, quindi insomma c'è tanto lavoro per voi anche. Assolutamente sì, facciamo nel periodo di punta arriviamo a avere anche 150.000 persone contemporaneamente e qualche volta anche di più, quindi è un grosso capoluogo di provincia, quindi è una città a tutti gli effetti. Quanti sono gli uomini di cui dispone il comando della Polizia Locale di Caorle? Allora, in questo momento sono 21, stiamo facendo un concorso per assumere altre 5 unità e poi in estate andremo a assumere del personale stagionale, attualmente sono previste 8 unità per la stagione estiva di quest'anno. Cristian, se non hai domande da studio, a questo punto ti restituisco la linea, poi ci spostiamo e documenteremo anche la situazione per quanto attiene agli alberghi, alle presenze, alle registrazioni di prenotazioni sul territorio. Assolutamente Anna Maria, ti ringrazio al momento anche per la storia, per essere un po'... Siamo un po' scaduti nel gossip, ma in realtà l'86enne adesso può vedere la fidanzata. Ma non è gossip, è certo, la cronaca che racconta di questo 86enne della serie l'età, le primavere. Certo. Inorgoglisce, quindi ci inorgoglisce tutti, anzi siamo anche un po' invidiosi, almeno io personalmente. No, soprattutto. Abbiamo trovato anche un comandante della Polizia Municipale molto spiritoso. Ringraziamo allora il comandante Armando Stefanotto della Polizia Locale di Caorle. La linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria, grazie a te e a Paola Barbato. E continuerà quindi il nostro viaggio a Caorle, nella spiaggia tra gli operatori, sentiremo anche il sindaco perché di fatto quello che fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile, l'avvio della stagione turistica sembra sempre di più un obiettivo raggiungibile. Vi stiamo raccontando l'emergenza economica degli operatori, ma l'emergenza economica è partita, e non dobbiamo mai dimenticarcelo, da un'emergenza sanitaria di base di natura straordinaria. Contro il Covid c'è un dispiegamento di forze da parte della sanità impressionante in tutto il mondo, in tutta Italia, ma soprattutto in Veneto, e lo abbiamo visto, lo abbiamo raccontato in questi mesi, in queste settimane di emergenza. C'è uno studio che è stato diffuso poche ore fa, che arriva dall'IRCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, che dà alcuni dati, fornisce una panoramica molto interessante su quello che è il contagio da coronavirus, su quelle che sono in qualche modo le curve e le prospettive di questa malattia. Sono per questo collegato con il professor Massimo Guerriero, biostatistico ed epidemiologo, e con il collega Carlo Pomari, dottore responsabile della pneumologia dell'IRCS Sacro Cuore di Negrar. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera. Ecco, dottor Pomari, comincio da lei.
In che cosa è consistito questo studio e come vi siete mossi? Voi di fatto avete rilevato che la città di Verona è a basso rischio di infezione. Solo lo 0,7% dei veronesi è positivo asintomatico e quasi il 95%, leggo dalla relazione dei cittadini, non è mai venuto in contatto con il Covid. Sono dati importanti sui quali poi ci soffermeremo. Come mai questo studio? Lo studio, mi permetta di fare un piccolo inciso, cioè nasce da una collaborazione che io ho con il professor Guerriero da circa 15 anni e che da 15 anni appunto facciamo questo tipo di lavori nella città di Verona, in particolare per quanto riguarda le patologie respiratorie. Quindi abbiamo già fatto 3 studi, di cui 2 epidemiologici, proprio per vedere la prevalenza della patologia respiratoria cronica. Per cui è stato praticamente un attimo l'idea di dire, bene, sulla base della nostra esperienza, su tutto diciamo, l'apparato che avevamo già messo in atto in questi 15 anni, preparato e pronto, grazie al supporto costante, mi sembra importante sottolinearlo, della direzione amministrativa del nostro ospedale, che ci ha supportato in ogni momento. Abbiamo trovato, appunto, grazie al fatto che l'ospedale ha un IRCS, i fondi, e siamo partiti immediatamente con una indagine epidemiologica di cui dopo il professor Guerriero, perché è lui l'ideatore, è lui lo statistico che ha ideato questo, io sono un pneumologo. Siamo partiti e praticamente in 10 giorni abbiamo messo su questo studio e questa informazione. È stato grazie ovviamente ad altre strutture che ci hanno supportato, in particolare il Comune di Verona, l'Università di Verona, l'azienda e l'ASL 9, cioè tutto il piano sanitario della città ha contribuito a fare questo tipo di cose. Quindi è stato veramente direi quasi un commovente, emozionante rapporto di collaborazione con tutte le strutture sanitarie. Lo studio... Prego, dottor Pomari. Lo studio è una fotografia, questo ci tengo perché è una fotografia data negli ultimi 10 giorni, perché appunto, come detto, si è sviluppata in 10 giorni. Abbiamo deciso di fare non soltanto un esame serologico, ma anche il tampone e anche la storia clinica, perché non dimentichiamoci, è una malattia e come tutte le malattie ha una sua storia clinica che è fondamentale, specialmente nei prodromi, cioè precisamente nei sintomi iniziali. Noi siamo in grado e saremo in grado di produrre dei rapporti anche scientifici sui rapporti fra le varie categorie di patologia, diciamo, di espressione della malattia nel corso che va dall'inizio alla fine, perché noi abbiamo sia trovato i soggetti asintomatici, che sono però infettanti, il famoso 0,7% che diceva lei, ma non voglio rubare nulla al professor Guerriero. Dopo abbiamo trovato una categoria di gente che ha avuto la malattia e dopo una quantità di persone veronesi che non hanno mai visto e mai avuto nessun contatto con il virus. Questo è il risultato fondamentale di questa iniziativa. Professor Guerriero, vengo da lei. Come avete individuato questo campione? Quali sono stati i primi passi di questa ricerca? Guardi, intanto mi preme dire che i primi passi di questa ricerca stanno pesantemente nell'organizzazione del IRCS Sacro Cuore Don Calabria, perché non è da tutti pensare ad una ricerca, fare la prima riunione il 20 di aprile e raccogliere il primo tampone e il primo siero il 24 di aprile. Quindi questa è una questione importantissima da tenere in considerazione proprio per la caratteristica di questo studio, che è uno studio di prevalenza, come diceva il collega Pomari, è uno studio che ha bisogno di essere eseguito in tempi rapidissimi, perché vuole restituire trasversalmente la situazione del virus che è in studio. Per fare questo noi abbiamo, dal punto di vista scientifico, ovviamente aggredito la popolazione veronese, nel senso che abbiamo circoscritto la
popolazione obiettivo, come la chiamiamo tecnicamente, in 235.000 persone. Queste 235.000 persone rappresentano i veronesi residenti di almeno 10 anni di età. Abbiamo volutamente escluso i bambini di età inferiore ai 10 anni perché oltre all'esecuzione del tampone, che qualcuno dice essere particolarmente fastidioso, c'è anche la raccolta del sangue, quindi non volevamo essere troppo invasivi in questa fascia della popolazione. Quindi Verona, che conta oggi poco meno di 260.000 abitanti, vede in questi 235.000 la popolazione su cui noi abbiamo fatto l'osservazione. È importante questo che dico perché i risultati di cui adesso vi tratteggerò le cifre principali può essere indotto, rovesciato sulla popolazione veronese di almeno 10 anni di età. Quindi noi nulla possiamo dire con riguardo ai bambini che abbiano un'età inferiore a questa detta. Noi avevamo bisogno di un campione di circa 1527 unità per avere un margine di errore dell'1,5%, cioè per ottenere una variabilità molto contenuta nelle stime e per dare quindi robustezza ai risultati che siamo andati a trovare. Quindi le percentuali che adesso vi dirò sono ovviamente delle stime e come tali possono variare. Certo, le nostre prego. stime possono variare di almeno 1,5 punti, quindi una variabilità molto contenuta che ci fa dire con pratica certezza che i veronesi in questo momento positivi, con tampone positivi, sono lo 0,7%, cioè 7 veronesi ogni 1.000 residenti aventi almeno 10 anni di età sono positivi a Covid. Questo cosa significa? Significa che questa proporzione ricalibrata sull'intera popolazione ci fa scoprire che 1.645 veronesi sono in questo momento affetti da SARS-CoV-2 e oltre ad essere infetti sono anche infettanti, cioè potrebbero trasmettere il virus ad altre persone. Professore, sono tanti o pochi? Sono Lei pochissimi. quanto se ne aspettava? Sono pochissimi perché noi non ci aspettavamo una percentuale molto elevata, ma sicuramente non ci attendavamo una percentuale inferiore all'1%. Questo vuol dire che le misure restrittive a cui i veronesi, ma non solo i veronesi, si sono attenuti e hanno dato i loro risultati. Un altro aspetto molto importante di questa ricerca era di capire come avesse viaggiato il virus nella nostra città. Ecco, qui noi avevamo tantissimi numeri a disposizione, ma erano tutti numeri non scientifici, perché c'era chi diceva che preso il numero degli ammalati, moltiplicandolo per 5 o per 10, si sarebbe trovata la diffusione del virus in città. Chi sosteneva il 10%, chi addirittura si era spinto a dire anche a livello nazionale che il 30-40% dei cittadini erano già venuti in contatto con il virus e che quindi non saremmo stati di lì a poche settimane molto vicini alla cosiddetta immunità di gregge. Beh, questo a Verona non è vero. Questo a Verona non è vero perché solo il 4,5% dei soggetti che hanno aderito all'indagine è risultata aver avuto una sierologia positiva, cioè abbiamo trovato traccia del virus nel loro sangue pur avendo un tampone negativo. Ciò vuol dire che queste persone sono venute in contatto col virus senza rendersene conto perché asintomatici nella stragrande maggioranza dei casi e oggi sono guariti e lo testimonia appunto la presenza delle immunoglobuline di tipo G nel loro sangue. Dottor Pomari, chiedo a lei, da pneumologo, come legge questo dato? Lo ha appena detto il professor Guerriero, il dato è formidabile nel senso che il rischio di contaminazione è estremamente diluito e qui anch'io mi permetto di fare una mia ipotesi, cioè si sta parlando in questi giorni è un tema importante sulla riduzione
diffusione, cioè della capacità di aggressività da parte del virus, no? Cioè il virus è attenuato oppure no? Beh, diciamo che io sono un pneumologo, quindi non entro in questo tipo di problema perché non sono un virologo, però possiamo dire che se ci sono soltanto 1640, cioè lo 0,7% di popolazione su 235.000 abitanti, è come prendere, ci siamo 1500 grani di sale, buttarli in una piscina e pensare di sentire l'acqua salata, no? Altrimenti. Quindi vuol dire che verosimilmente la possibilità di contagio da parte di questo piccolo gruppo di persone disperse su tutta la popolazione veronese è molto basso, tanto più se noi abbiamo la cura di avere un rispetto decisamente serio nei confronti delle misure prese e da parte dello Stato, da parte della Regione e da parte di tutti i gruppi sanitari, cioè dobbiamo tenere le mascherine e dobbiamo assolutamente mantenere le distanze. Lo dico perché ho appena sentito, e con estremo entusiasmo devo dire, il fatto che chi non rispetterà questa regola, secondo l'emendamento fatto dal governatore Zaia, verranno fortemente affettati. Sono assolutamente d'accordo, perché solo in questo modo noi, siccome abbiamo il dato che diceva il professor Guerriero, il 95% della popolazione veronese. Allora, noi parliamo di Verona, però in realtà sarebbe interessantissimo vedere la stessa indagine nel Veneto, per vedere come sono i numeri oggi, come potrebbero essere i numeri oggi del Veneto. Però, detto questo, se io faccio una stima, e questo lo può dire meglio il professor Guerriero, nel Veneto non credo che troveremo delle cose molto diverse, anche perché Verona spiccava un pochino di più rispetto alle altre città del Veneto, come per essere quella più colpita apparentemente, quindi non mi aspetto numeri fortemente diversi da quelli che abbiamo trovato noi. Bene, detto questo, secondo me il 95% della popolazione veronese non ha mai avuto contatti con il virus, quindi noi nella prossima stagione invernale corriamo il rischio di, se ci fosse una recrudescenza del virus, una ripresa del virus, non potremmo che aspettarci delle cose funeste ovviamente. Al contrario, siccome la popolazione che può potenzialmente infettare è bassa, se noi siamo bravi, se noi siamo coerenti, se noi siamo civilmente attenti, noi riusciremo verosimilmente a bloccare il virus. Mi pare che sia una prospettiva che il sacrificio della mascherina ne vale la pena, secondo me. Assolutamente, e questo lo stiamo ripetendo a ciclo continuo anche noi come emittente, come comunicatori, perché di fatto una delle poche evidenze che ci sono è l'utilità di questi dispositivi. Torno da lei, professor Guerriero. Questo è un dato positivo, assolutamente, significa, come diceva il dottor Pomari, che questo è un numero anche gestibile, però significa che non c'è quell'immunità di gregge che di cui tanti parlavano e che in vista dell'autunno potrebbe esserci una recrudescenza. È così? Ma è sicuramente così per Verona, nel senso che noi lo abbiamo dimostrato su basi solide, su basi scientifiche, quindi l'unica speranza che abbiamo è di tentare di azzerare i contagi, esercizio che sarà difficilissimo da ottenere entro la fine dell'estate, perché ovviamente, come tutti ci auspichiamo, adesso si riapriranno le vie di comunicazione e quindi questa riapertura sarà sì benefica dal punto di vista dell'economia e dei rapporti sociali, ma sicuramente ci esporrà a un aumento dei contagi, aumento, come diceva il collega, che sarà tanto maggiore quanto più noi non osserveremo queste 3 regole fondamentali che ormai sentiamo ripetere da tantissimo tempo, cioè l'uso delle mascherine, cioè la detersione delle mani e cioè la distanza interpersonale. E vi chiedo, se possibile, un ultimo flash. Oggi stanno facendo molto discutere in queste ore alcune dichiarazioni del professor Pregliasco, che di fatto ha detto come ci siano diversi casi Covid-like, cioè simil Covid, polmoniti interstiziali ma con tampone negativo. Vi risultano, professor Guerriero?
Allora, poi lascio il commento clinico al collega che è uno pneumologo. Noi non abbiamo contezza e soprattutto non abbiamo contezza su basi scientifiche, perché ovviamente l'osservazione che ha fatto Pregliasco probabilmente è in via del tutto iniziale, per cui il suggerimento che io mi sento sempre di dire per il mestiere che faccio è quello di standardizzare l'osservazione e poi tratteggiare delle conclusioni. Dottor Pomari? Allora, io sono assolutamente d'accordo su ciò che lei mi dice, perché non è che esista soltanto la patologia interstiziale da Covid, ci sono anche tutte le altre patologie associate. Quindi fa parte di un criterio diagnostico clinico che ogni pneumologo deve fare, cioè discriminare e fare una diagnosi precisa. Gli strumenti ce li abbiamo, dov'è il problema? Anzi, temo che questi discorsi qua, queste affermazioni nel pubblico, nella gente comune, possa essere fuorviante, perché purtroppo qualcuno potrebbe interpretarlo come una nostra non capacità di discriminazione. Quindi non è assolutamente vero. Come pneumologo dico e affermo con certezza che noi abbiamo gli strumenti per farlo. Io sono anche un endoscopista e basta fare un lavaggio broncoalveolare, cioè buttare del liquido dentro nei polmoni, una polmonite dubbia, e l'esame batteriologico e sierologico, e batteriologico e virale noi lo possiamo fare tranquillamente. Quindi dov'è il problema? Non esiste. Vi faccio un'ultima domanda personale / professionale. Prima di tutto lei, dottor Pomari, la provincia di Verona è stata tra le più colpite in Veneto, anzi la più colpita. Lei da professionista come ha vissuto questa emergenza e com'è la situazione adesso all'ospedale di Negrar? Guardi, l'ospedale di Negrar oggi fortunatamente non siamo più in emergenza. Noi diciamo che la situazione, lo tsunami che ci ha colpito tutti, che ha colpito il nord Italia, è stato veramente una grandissima prova di tenuta. Nel Veneto, e qui veramente lo dico perché lo condivido, la pressione costante e la costanza che ha avuto anche la Regione Veneto nel supportare tutti gli ospedali, compreso il nostro ospedale, è stata fondamentale. L'organizzazione sanitaria veronese, secondo me, ha dato un esempio fortissimo. Non siamo stati fortunatamente investiti come la Lombardia, che è stata sicuramente la prima. Oggi noi conosciamo molto sulle terapie, siamo più in grado di fare diagnosi precoci, e quindi dal punto di vista dell'ondata drammatica che abbiamo avuto, mi sentirei di dire che non dovrebbe essere così, anche se arrivasse una situazione nella prossima stagione invernale. C'è anche da dire che specialmente Verona ha già organizzato, ha mantenuto e si è già pronta ad affrontare la pandemia. Professor Guerriero, chiedo anche a lei un'ultima battuta. Cosa dobbiamo aspettarci in questa fase 2 bis? Da epidemiologo lei cosa vede? Allora, le dico anzitutto che per quanto riguarda la situazione veronese, io mi sono fatto l'idea che a Verona il virus sia stato cercato in maniera assolutamente mirata. La quantità di test positivi ovviamente dipende dal numero di tamponi che nelle diverse zone vengono fatti, per cui capisce anche un bambino di 10 anni che se in una zona si facciano 0 tamponi si troverebbero 0 casi positivi. Ecco, premesso questo, è chiaro che guardando le curve le aspettative possono essere molto rosee, ancor più perché si avvicina la stagione che ci farà stare tutti all'aperto, e se idoneamente distanziati vedremo continuamente calare la curva dei contagi che ormai è al lumicino. Segnalo che a Verona avevamo previsto la fine dei morti a causa di coronavirus negli intorni del 10 maggio e ieri fortunatamente nelle ultime 24 ore non sono stati registrati morti legati a Covid, quindi una serie di segnali che ci fa ben sperare per il periodo estivo. Per il periodo successivo
all'estate. Io prevedo ancora una situazione piuttosto tranquilla, anche se è molto difficile fare previsioni a lungo termine. La parte più preoccupante dell'anno sarà ovviamente la fine dell'anno, con il fatto che arriverà il freddo, saremo di nuovo chiusi dentro i nostri uffici, dentro i nostri luoghi di lavoro, nelle scuole, per cui a quel punto dovremmo di nuovo alzare moltissimo l'asticella e, come si diceva, mascherine, mani pulite e distanza saranno fondamentali per evitare che arrivi un nuovo tsunami. Abbiamo molte conoscenze adesso e abbiamo anche imparato un pochino come trattare questo virus, per cui secondo me, insomma, dovremmo essere ben attrezzati per fronteggiare una eventuale recrudescenza dell'epidemia. Grazie davvero per questa ricerca e per l'impegno che come sanitari avete messo in questi mesi di emergenza. Grazie per davvero, buon lavoro a Massimo Guerriero, biostatistico ed epidemiologo, e al dottor Carlo Pomari, responsabile della pneumologia dell'IRCCS Sacro Cuore di Negrara. Grazie, buon lavoro, buona serata. Grazie a voi. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme per darvi conto di questa vigilia, di questa domenica di vigilia, perché domani si ripartiranno ben 80.000 attività in tutto il Veneto, e non è affare da poco. In questi giorni vi abbiamo raccontato molte storie di imprenditori, di imprese. C'è da dire che siamo però ancora in attesa del bollino ufficiale, del sigillo dell'ufficialità sul DPCM. Inizialmente il DPCM, la pubblicazione anche in Gazzetta Ufficiale, era attesa per le 15 di oggi pomeriggio. Non è un dettaglio da poco, perché di fatto anche le regioni stanno aspettando questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per dare il via anche alle loro ordinanze. Di fatto è stato tutto presentato, commercianti, negozianti si stanno regolando di conseguenza, ma sappiamo tutti benissimo che il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, e quindi sono ore, minuti frenetici per capire nel dettaglio cosa succederà domani. Ma siamo in grado di collegarci ancora, se non sbaglio, con Anna Maria Parisi, che si trova a Caorle con altri ospiti. Vedo Anna Maria. Mi senti, Anna Maria? Sì, eccoci qua, Eccoci di nuovo. Collegati proprio adesso. Perfetto. Non so se riesci a vedere questo meraviglioso skyline con le gru, che fanno parte anche di una economia che vuole continuare a ripartire, che continua incessantemente a lavorare e a investire. Ci troviamo appunto ospiti di un famoso albergo che si trova proprio lungo la spiaggia di Ponente, e vediamo appunto diversi bagnanti che si stanno giocando con bambini, perché parliamo di famiglie che sono arrivati qua a giocare anche in bicicletta. Sullo sfondo anche una barca a vela, un motoscafo, perché è ripresa anche l'attività velica qui a Caorle, dove ci troviamo adesso. Mi raggiunge il presidente di Federalberghi Caorle. Allora, intanto le chiedo benvenuto, anzi grazie per ospitarci. Grazie a voi di essere i nostri ospiti. Il nome e cognome, gentilmente? Il mio nome è Loris Brugnerotto. Allora, Loris Brugnerotto, presidente di Federalberghi Caorle. Esatto. Intanto vediamo alle nostre spalle quel che è il centro storico, una parte del centro storico di Caorle, con la meravigliosa torre. Ammirare i due campanili, che c'è quello del Duomo, che è millenario, del 1038,
fianco al Duomo, e poi dietro il santuario della Madonna dell'Angelo, di cui quest'anno faremo anche la festa quinquennale, la festa della Madonna dell'Angelo, che sarà il 13 di settembre, ed è una festa che è molto rinomata dappertutto, soprattutto in Italia ma anche in Austria e Germania. E infatti sì, la conosciamo, sappiamo come sia anche meta di moltissimi pellegrini, e anche una delle mete di pellegrinaggio. Poi ne parleremo con il sindaco. Dicevamo anche il centro storico, ne parliamo perché parliamo anche di una festa che normalmente si tiene a luglio, no? Quella della torre che prende fuoco, perché sì, è l'incendio del campanile, che viene fatto di solito al 13, mi sembra, ma comunque mi pare 13 di luglio, ed è una ricorrenza annuale dove si ripete questa storia, questa cosa dell'incendio del campanile, ed è una manifestazione, un evento molto sentito anche quello. Di solito in quel momento lì Caorle pullula di gente, quindi ci si riempie tutto il lungomare, quello lì che è tutto con gli scogli lavorati, la riviera, gli scogli, la riviera di Levante. Esatto, sì. E si riempie di gente proprio per vedere questo evento, questa manifestazione che è bellissima ed è molto suggestiva. Chissà se quest'anno si riuscirà a tenere. Non lo so, forse lì per le manifestazioni dobbiamo aspettare, perché è un discorso proprio per la sicurezza. Esatto, dal prossimo 15 per giugno. Le distanze, Ma arriviamo ad oggi, Presidente. Sì. Dunque, quanti gli alberghi qui a Caorle che domani riapriranno? Allora, domani riaprono i ristoranti, perché gli alberghi in realtà non sono mai stati chiusi per decreto, per legge, non hanno lavorato perché non c'era gente, e comunque anche perché non c'era il protocollo sanitario che finalmente ieri è arrivato, ed essendo arrivato è arrivato anche un protocollo che ci permette di lavorare, mentre i precedenti erano irrealizzabili, non ci davano la possibilità di lavorare. Questo nostro protocollo della Regione, che è stato accettato dal governo, ci permetterà di lavorare, quindi da domani diciamo che tutti i nostri 150 alberghi di Caorle potranno riaprire, perché sono 150 circa tra alberghi e residenze turistico-alberghiere. Poi abbiamo anche tanti campeggi. Poi abbiamo dei campeggi molto grossi, di cui non posso fare il nome ovviamente, però portano diciamo migliaia di posti, migliaia di persone nel loro interno, e sono molto ben nominati perché sono campeggi anche a 4 stelle, quindi non è una cosa da poco, diciamo, ecco. Ecco, infatti, e si diceva, allora, con queste nuove misure, quelle che si rifanno alle linee guida della Regione del Veneto, adesso potete respirare maggiormente, Certo. Riapriranno anche le piscine da domani, no, a parte quelle termali. No, sulle piscine c'è ancora da attendere, perché non è ancora chiaro. Riaprono le piscine ad eccezione di quelle termali e delle saune e dei bagni turchi. Ecco, lei mi sta dicendo una cosa che io in questo momento avevo ancora invece. Dunque, raccontiamo un po' la storia di Caorle, perché la gente viene qui a Caorle non soltanto per il mare meraviglioso, con spiagge di Levante, di Ponente, e con la bellissima Scogliera, che è una galleria d'arte internazionale a cielo aperto, no? Esatto. Con le famose statue che vengono appunto... Vengono scolpiti durante la settimana di giugno, c'è Scogliera Viva, e c'è proprio questa manifestazione di scultori internazionali che vengono giù per quella settimana lì proprio, e a ognuno viene assegnato uno scoglio da scolpire. Un po' alla volta questa manifestazione ha fatto sì che ormai gli scogli siano parecchi, siano molti, ed è una manifestazione anche questa di importanza notevole e internazionale per Caorle. Perché qui a Caorle non arriva soltanto la gente del posto, della regione, d'Italia, ma anche dall'estero. Quali le presenze estere maggiori?
Guardi, noi... Di che nazionalità? Noi di presenze ne facciamo 4.300.000 circa in tutto. Di questi 4.300.000 diciamo che il 60%, 50-60% sono di nazionalità estera. Le nazionalità maggiori sono i tedeschi, gli austriaci e poi vengono tutte le altre nazionalità. Maggiormente sono di lingua tedesca, però vengono da noi oltretutto negli ultimi anni, sono aumentati i turisti dell'est, quindi parliamo di Repubblica Ceca, parliamo di Romania, ma un po' di tutto. Diciamo che Cahors si è internazionalizzata negli ultimi 10 anni in maniera come si dice, ascendente. Ha rafforzato insomma la sua storicità, perché Cahors, lo ricordiamo, ha anche una grande storia alle sue spalle, non soltanto come i fasti della Serenissima, con tra l'altro anche i reperti, anzi più che reperti, i quadri, le attestazioni con i regali che arrivarono all'epoca e sono ancora presenti dalla regina di Cipro, la regina Cornaro, con la palla d'oro che è presente proprio nel Duomo. Sì, di dietro Cahors. al Duomo, dietro l'altare è presente. Comunque Cahors ha avuto una storia molto, molto lunga, tanto vero che Cahors fa parte di una città marinara, diciamo assieme con altre città marinare come Grado e Chioggia, e quindi... Mette a favore del sì, Camera, mi scusi, ecco, sì. e quindi ha una storicità antica. È una città che si affaccia sul mare, tra due fiumi, sulla laguna, ed è proprio in mezzo alla natura. Non dimentichiamoci che di Cahors ne parla anche il famoso scrittore americano, giornalista, premio Nobel, Ernest Hemingway, che era molto amico tra l'altro del Barone Veneto Franchetti. di Cahors, Barone Franchetti, sì. con cui tra l'altro condivideva la passione della caccia e della pesca, e ha soggiornato proprio qui a Cahors e San Gaetano, no? Esatto, Hemingway viveva nella casa di Franchetti, che c'è ancora, è bellissima, io ho avuto anche la fortuna di visitarla. Dentro c'è anche il famoso orso del barone Franchetti, perché il barone Franchetti andava spesso in Africa a cacciare, e poi dopo lui è rimasto lì per parecchi anni, Hemingway, assieme anche col barone Franchetti, perché entrambi avevano la passione per la caccia, e hanno la casa proprio nella laguna di Cahors, ed era la postazione da cui partivano per andare a caccia. Nella laguna di Cahors possiamo vedere, vero? Sì, guardi, se la camera si sposta un attimino, Paola, se riesce ad avanzare un attimo. se riesce ad avanzare la può vedere da qui. Sì, gliela indichi, così la vedono anche da casa. Guardi, mi sposto di qua, lì c'è la valle, dove vedete quel pezzo verde, dopo il fiume abbiamo Valle Vecchia. In Valle Vecchia, non so se posso passare, mi metto di qua. In Valle Vecchia noi abbiamo moltissima flora, anche particolare, e moltissima fauna. E in Valle Vecchia ci sono anche i daini, ci sono le lepri, e c'è anche l'aspide ancora, che è una cosa, è un serpente velenoso, ma ce ne sono pochissimi, vi assicuro che di non temere. E poi in laguna ci sono anche le valli da pesca, dove praticamente si allevano le orate e i branzini, e questo è un mercato interessante. Ecco, dal punto di vista ittico, adesso con la riapertura dei ristoranti ci sarà anche il pescato a chilometro zero, lo ricordiamo? Certamente. Adesso Cahors è anche famosa per il discorso del suo pescato, perché abbiamo, non ho mai capito bene perché, ma il nostro pesce ha un sapore molto buono, non voglio dire meglio degli altri, ma vorrei dirlo. Anna Maria. Più dice della famosa paranza. Guardi, non voglio fare... Non so se abbiamo fatto venire l'anguorino anche da studio ai nostri telespettatori. Anna Maria. Ci sono cose da mangiare che sono stupende, il pesce è veramente, veramente buono. Quanti ristoranti pensa riapriranno domani? Rispetto all'anno scorso, quanti non riapriranno? Ma guardi, per quel che riguarda i ristoranti, io credo che riapriranno, non dico tutti, ma quasi tutti, Ecco, un 90% riapriranno. Questa è una buona comunque notizia.
ringrazia. La ristorazione a Caorle è una ristorazione fatta dalle famiglie. Grazie, sì, grazie. Scusate perché siamo andati un po' oltre i tempi massimi, anzi, allora io vi Anna Maria, ringrazio. ringrazio te e il tuo ospite, perché davvero ci avete dato una bellissima, ci avete regalato una bellissima fotografia di Caorle. Sì, perché questo è meta anche di visite turistiche guidate, ecco perché ne parlavamo, hai capito? Quindi grazie a Loris Brugnarotto, presidente di Federalberghi Caorle. Da Caorle ci sentiamo più tardi, arrivederci. Assolutamente, grazie davvero. Adesso ci colleghiamo con il nostro nuovo ospite, perché di riaperture a 360 gradi stiamo parlando. Negozi di abbigliamento, parrucchiere, estetiste, di tutto. Domani di fatto la maggior parte delle attività commerciali riprenderà la propria attività, il proprio lavoro, e c'è tanta attesa. C'è attesa anche per i centri estivi che in queste settimane, in questi giorni sono stati al centro di un dibattito vivacissimo, segnale che le famiglie chiedono questo servizio come l'aria che respirano di fatto. E siamo in collegamento per capirne un po' di più con Matteo Marconi, che è presidente della cooperativa Comunica, che solo in provincia di Treviso gestisce una trentina di centri estivi. Buonasera Presidente. Buonasera. Ecco, cominciamo con lo stato dell'arte, perché sembrava fino a qualche giorno fa che da lunedì i centri estivi potessero riaprire, poi di fatto c'è stato uno stop. Qual è la situazione in tempo reale? Diciamo che sintetizzando si può dire che riapre tutto meno i centri estivi, nel senso che sono un'attività di cui è stato detto che ci sarà ancora da discutere rispetto al protocollo. Ieri sera è uscito una bozza di protocollo sul sito del Ministero della Famiglia da parte del Ministro, però c'è ancora da discutere, da capire, perché trattandosi di bambini è un po' più complicato rispetto ad altre attività, e quindi da quello che capiamo adesso i centri estivi veri e propri prima di giugno non partiranno. Forse c'è la possibilità di partire con un'altra attività che nel decreto viene chiamata Outdoor Education, che tra l'altro riprende moltissimo un progetto che noi avevamo presentato a molti comuni 10 giorni fa, che era in caso di riapertura fare delle attività piccoli gruppi nei parchi cittadini, perché nei diversi parchi cittadini. Outdoor Education, di questo stiamo parlando, educazione all'aria aperta in spazi esterni. Sì, avevamo ripreso un po' le idee della scuola nel bosco, quindi un progetto educativo molto bello che oltre che far riscoprire ai bambini la parte sociale tra di loro, facesse anche ritrovare un contatto con l'ambiente. Io penso soprattutto ai bambini e ai ragazzi che vivono in città, che da tanto tempo non hanno più la possibilità di stare, di riprendersi l'ambiente, di stare in mezzo alla natura, insomma. E quindi collegare le due cose poteva essere molto utile. Quindi nei prossimi giorni capiremo se perlomeno questo aspetto verrà regolamentato e quindi potrà iniziare. Senta Marconi, parliamo di un mondo, quello dei centri estivi, che solitamente fa grandi numeri. Con le regole dei distanziamenti sociali si andrà ovviamente a diradare la possibile platea di bambini coinvolti. Ci può fare qualche esempio? Voi per esempio adesso quanti bambini riuscite a seguire nei vostri centri estivi e quanti ne riuscirete a seguire con le nuove regole? Noi l'ultima estate abbiamo seguito circa 4.000 bambini, un po' di più. Quest'estate probabilmente si ridurranno a un quarto, se le regole sono queste, forse leggermente di più, perché adesso il rapporto per la primaria sembra che sarà un po' più alto, sarà 1,7 anziché 1,5, però siamo intorno a questi numeri, una riduzione a un terzo dei bambini.
probabilmente. Questo significa andare ad aumentare anche le rette di fatto, perché c'è un problema di sostenibilità economica. Sì, secondo me è il problema maggiore in questo momento, perché se il rapporto numerico viene ridotto a un terzo di quello che era prima, i costi vanno moltiplicati per 3, è matematica questa. Poi dobbiamo aggiungere i costi di tutto quello che riguarda la pandemia, quindi l'igienizzazione, mascherine, tutte queste cose qua, si rischia di arrivare a cifre veramente elevate che non tutte le famiglie potranno permettersi. E non bastano, Marconi, i 150 milioni che sono stati stanziati dal decreto rilancio ai comuni? Come dicevo l'altro giorno nell'intervista, 150 milioni diviso per 8.000 comuni italiani, sono poco meno di 8.000 i comuni italiani, sono circa 19.000 euro a testa. Poi ci sarà il comune più grande che magari ne avrà 40.000, ma quello più piccolo che ne avrà 3, 4, forse 5.000. Non è che riesce a pagare le rette per le famiglie a Bassare con questi costi qua. Bisognerà trovare altre tipologie di finanziamento. Non credo che ci si potrà basare tantissimo su aiuti privati, perché ovviamente tutti i privati sono un po' in difficoltà vista la crisi, e quindi spero che ci siano altri interventi o dal governo o a livello regionale che aiutino i comuni a far partire queste attività molto utili alle famiglie, perché servono per tutti quelli che lavorano, ma molto utili anche a quelli che non lavorano, perché i bambini hanno un estremo bisogno di ritrovare la socializzazione, di stare assieme. Non possono crescere bene stando isolati, hanno bisogno di confrontarsi anche con bambini che non conoscono a volte, o comunque fare gruppo, collegarsi tra di loro, confrontarsi, scontrarsi anche, fa parte di tutte quelle dinamiche che ti permettono di crescere e di diventare una persona. Diciamo che da questo punto di vista c'è un'urgenza di ritornare alla relazionalità, soprattutto per i più piccoli. C'è una grande urgenza, secondo me. Io ho una bambina di 9 anni e vedo che ha bisogno di stare insieme agli altri bambini, ne ha sempre di più bisogno di stare insieme agli altri bambini, ma sono tempestato da messaggi, telefonate di amici, di conoscenti che mi chiedono quando cominciate, quando fate qualcosa, anche persone che magari uno dei due è a casa dal lavoro, mi chiedono lo stesso, partiranno delle attività, perché ho bisogno di far trovare a mio figlio dei bambini con cui giocare insieme. I genitori stessi si stanno rendendo conto di quanto è importante questo. Non c'è soltanto una formazione del bambino, una crescita del bambino, c'è anche una crescita sociale del bambino. Tutte le attività che noi facciamo, scuola, centri estivi, catechismo, sport, eccetera, da una parte ti danno una formazione rispetto a qualcosa, dall'altra parte ti fanno crescere e diventare una persona. Non possiamo toglierle per troppo tempo, diventerà un problema sociale successivamente che ci costerà tantissimo in futuro. Ecco, sono parole molto forti le sue, un problema sociale, quindi immagino che il suo appello alle istituzioni sia quello di intervenire in maniera molto diretta. Non si può aspettare il ritorno a settembre sui banchi di scuola, bisogna agire un po' prima. Bisogna agire un po' prima, assolutamente. Io speravo tanto si ritornasse a scuola per le ultime 2 settimane, anche se sarebbe stato soltanto un gesto, sarebbe stato un gesto molto importante e avrebbe risolto anche diverse questioni di responsabilità, perché noi ci troveremo come privati ad affrontare delle responsabilità senza avere un riferimento pubblico, nel senso cosa succederà in caso di contagio, che responsabilità si assume l'animatore che segue questi bambini, che responsabilità ci assumiamo noi come cooperativa. Non è molto chiaro tutto questo. I protocolli devono essere un po' calati nella realtà. Se un protocollo dice che si devono fare centri estivi garantendo 2 metri di distanza per tutto il tempo tra i bambini, è una follia, cioè, lo sappiamo tutti che non si può fare, cioè, tenere un gruppetto di bambini, anche che siano 5, che stiano per 6, 7, 8 ore distanziati di 2 metri l'uno dall'altro tutto il tempo, cioè,
Certo, diventa difficilmente immaginabile una cosa di questo tipo. Presidente, io la ringrazio, buon lavoro, speriamo di avere aggiornamenti positivi per i bambini e per le loro famiglie. Grazie a Matteo Marconi, Presidente della cooperativa Comunica. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, dopo. Di nuovo in diretta per parlare di questo Veneto che riapre domani 80.000 attività commerciali pronte al via. Per questo siamo collegati con il Presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Ecco, Presidente, siamo ancora in attesa di questo benedetto DPCM perché di fatto serve il cappello giuridico legale del governo per dare il via poi a tutte le ordinanze regionali. Più volte ci siamo sentiti, anche io e lei, per parlare di questo clima di incertezza, soprattutto di domenica. Il copione si ripete. Ormai siamo abituati a questo, grandi annunci, grandi conferenze e poi il decreto, ora che arrivi, o passano, quando va bene qualche giorno e quando va male 4-5 giorni o 6 giorni. Purtroppo questa è la classe politica che abbiamo, con rammarico, perché dopo 2 mesi di chiusura, dopo un lockdown così lungo, dove le imprese sono ormai allo stremo, dal commercio alla produzione, quindi al manifatturiero, un po' di certezza ci vuole e nell'economia la certezza è la base di tutto. Allora, comunque c'è da dire che nonostante il pezzo di carta, domani si riapre. Questo è il messaggio che comunque dobbiamo lanciare, anche se poi il dettaglio, come dicevo anche prima, si nasconde sempre nei dettagli. Il diavolo. Sì, si riparte ed è positivo questo. Noi ce l'attendavamo già un'apertura la settimana trascorsa di alcune attività. Siamo arrivati a 18, tanti stiamo attendendo questa apertura domani mattina, perché effettivamente non se ne può più di rimanere inattivi, soprattutto perché la stagione sta venendo avanti sul lato turistico. Sul lato del manifatturiero la concorrenza ha lavorato molto, ne abbiamo già i primi riscontri, visto che noi rispetto a altre regioni abbiamo già anticipato alcune aperture le settimane scorse, no? E quindi nonostante ci sia la possibilità di lavorare, le merci non sono state vendute, di conseguenza ci sono magazzini pieni e non ci sono ordini, ossia non basta solo riaprire, bisogna creare tutto attorno alla riapertura le condizioni perché le produzioni siano vendute e le merci possano viaggiare in modo tale da poter indubbiamente mettere sì le produzioni, però anche vendere i prodotti. Presidente, le attività commerciali e i negozi sono pronti ad aprire? Nel senso, ci sono dispositivi di protezione e di sanificazione per tutti? Ma la gente si era preparata. Io ho visto in questi giorni tanti negozianti, le botteghe aperte che stavano mettendo in ordine, far pulizia, non sono impreparati. C'è un problema di carenza di alcuni prodotti, di alcuni materiali. Parlo ad esempio del plexiglass, quindi delle protezioni, anche con rincari di costi molto importanti, perché ovviamente quando c'è tanta richiesta il prezzo sale. C'è carenza di guanti. Ci sono alcune lacune, però tutto sommato direi che la volontà di riaprire c'è e questo fa ben sperare. Però non basta solo una buona volontà, non basta solo la speranza, ma ci vuole la certezza. Che arrivino nelle tasche dei dipendenti, degli operai, i soldi che aspettano dalla cassa integrazione, perché se non ci sono soldini nelle tasche non si può spendere, quindi è inutile aprire le botteghe se la gente non può spendere. È una questione ovviamente di mercato interno, di domanda interna, anche perché di fatto le nostre imprese dovranno lavorare parecchio con il mercato interno, visto che a livello globale ci sono dei problemi con l'export. La pandemia sta coinvolgendo tutti e i consumi di tutti. Sì, questo è vero, purtroppo l'export è ancora bloccato
perché non tutte le frontiere sono aperte, si inizia adesso a instaurare un rapporto con gli stati perché ovviamente si apra. Tutto in questa prima fase si basa sul consumo interno, ma se dopo vediamo i numeri delle disponibilità finanziarie che la gente ha per spendere, abbiamo dei numeri purtroppo negativi. Lo ha ammesso lo stesso l'INPS, lo ha ammesso il Presidente del Consiglio più volte. Insomma, vedrete che nella fase 2 non faremo gli sbagli della fase 1, ci sarà un rapporto, ci sarà un criterio molto diverso, però tante parole, ma nei fatti speriamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni si smentiscono. Io, per essere ottimista, sono ottimista, ma però purtroppo l'esperienza di questi giorni ci ha insegnato che c'è poco da essere ottimisti. Ecco, non la vedo quindi molto, molto convinto da questo punto di vista, Presidente. Un'altra domanda. Sul fronte del turismo, cosa si potrebbe fare di più? Questi bonus vacanze bastano? Cosa serve al nostro turismo per rimettersi in moto? Ma guardi, il bonus vacanze è positivo, ma è positivo su una logica. Il bonus vacanze va a fare uno sconto al turista, ma l'albergatore che va in credito d'imposta non beneficia del bonus, perché deve applicare lo sconto, anticipare lui lo sconto, no? I soldi, e li incassa l'anno dopo dalla detrazione fiscale. Ma se questi signori sono stati chiusi, parlo di Venezia, insomma, da novembre in poi, le prenotazioni sono calate, hanno dovuto dare dietro i soldi delle prenotazioni, come si può pretendere che questo bonus serva a sostenere le imprese? Certamente sostiene il turista, ma l'imprenditore che deve aprire con meno spazi, con obblighi maggiori rispetto a prima, cioè, io veramente a volte, quando si introducono questi provvedimenti bisogna anche mettersi nei panni di chi ne beneficia, ma di chi indubbiamente dopo deve metterlo in pratica, in questo caso l'albergatore. Cioè, è positivo, ma è positivo solo che da una parte, dall'altra non si può chiedere un ulteriore sforzo, anche perché nell'ultimo decreto adesso ci sono degli spostamenti più lunghi, eccetera, ma non è che vengono cancellate le tasse, i plateatici, la TOSAP, l'IMU, cioè sono sempre da pagare, ma da pagare spostate di qualche mese. Presidente, le chiedo un ultimo flash sulla responsabilità dei datori di lavoro e dei commercianti per quanto concerne il contagio. Se ne sta parlando tanto in queste ore. Questa mattina il sottosegretario all'interno Variati, proprio nel corso della nostra diretta, ha detto ci sarà una circolare del Ministero che farà chiarezza su questo aspetto. Quanto rischiano i nostri datori di lavoro, gli imprenditori, i commercianti da questo punto di vista? Ma si rischia, guardi, io ho scritto una lettera al Presidente Zaia proprio a sostegno dell'attività che il Presidente sta facendo a livello governativo proprio per togliere il conto al titolare dell'azienda. Ma c'è di peggio, se un dipendente è in cassa integrazione e si è beccato il Covid, l'INPS non glielo riconosce come malattia, ma me lo riconosce l'INAIL e va nel conto dell'imprenditore. È questo uno Stato? È questo l'aiuto che tu dai all'impresa? E se il dipendente si prende il contagio fuori dall'azienda, ne è responsabile il datore di lavoro? Come facciamo a saperlo questo? E ricordo un altro elemento, che all'interno delle imprese c'è stato il minor contagio. Il contagio non è venuto dal sistema imprese e tutti gli imprenditori si stanno organizzando per mettere in sicurezza i propri collaboratori, i propri dipendenti. Abbiamo fatto un accordo con l'università, assieme a Assocamere, assieme a Confindustria, a Asso Industria Veneto Centro, assieme a Confindustria Vicenza, assieme alla Regione. Abbiamo fatto proprio un accordo per andare incontro agli imprenditori e soprattutto per mettere in garanzia il personale all'interno dei nostri stabilimenti. Io credo che veramente sia proprio un paese che non dà una barra dritta, nel senso che ma chi guida la nave sa leggere la bussola? Punto di domanda. Io credo che ci siano tanti elementi per dire che questo non è proprio così, non è proprio così vero. E questo
per essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa è veramente preoccupante, ma lo dico con il cuore, perché gli investimenti che l'impresa fa per mettere in sicurezza, per avere macchinari, per continuare ad operare sono importantissimi. Presidente. Purtroppo ci troviamo una classe politica che questo non riesce a capire. Grazie, questo è un aspetto che deve essere assolutamente chiarito, perché è una delle principali preoccupazioni di datori di lavoro e commercianti. Grazie a Mario Pozza. Posso Presidente. dare un'anticipazione? Guardate, Prego. Domani pomeriggio avremo proprio con l'assessore alle attività produttive, con l'assessore Marcato, una riunione proprio su questi decreti, in modo tale da poter prendere, credo, una posizione comune e soprattutto che la Regione si faccia forza dei suggerimenti e del malessere che cova all'interno del mondo economico, insomma del mondo produttivo, del mondo turistico e di chi deve tirare avanti la baracca per mantenere questo paese. Presidente, grazie, ci tenga aggiornati anche su questo incontro fondamentale per il nostro mondo produttivo. Grazie a Mario Pozza, Presidente Union Camere del Veneto e della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Buonasera, buon lavoro a Mario Pozza. Ritorniamo adesso a Caorle con la nostra Anna Maria Parisi, che continua il suo viaggio lungo il litorale veneto. Se non sbaglio, Anna Maria adesso si trova ancora in spiaggia, è ritornata in spiaggia. Anna Maria, a te la linea. Eccoci collegati da Caorle con la spiaggia, siamo alla spiaggia di Levante, con alle nostre spalle la meravigliosa e storica chiesetta della Madonna dell'Angelo. Dopo a breve andremo anche dall'altra parte alla spiaggia di Ponente. Adesso siamo qui in compagnia con Francesco Peristinotto, presidente del Consorzio Arenili Spiagge di Caorle. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vedo che già ci sono gli ombrelloni, sono posizionati, però c'è una distanza abbastanza, come dire, cospicua, no? Differente rispetto a quella dello scorso anno. Ci spieghi un po' come vi state organizzando per domani? Allora, questo è un modello di picchettamento pensato su una maglia romboidale a favore quindi del distanziamento. Sono distanze generose che soprattutto questa spiaggia molto profonda ci permette. E noi siamo pronti, tanto più adesso che sembra a minuti arriveranno delle indicazioni chiare, per cui questo modello verrà esteso per tutta la spiaggia, Levante in questo caso e contemporaneamente nella spiaggia di Ponente. Quanti ombrelloni può ospitare la spiaggia di Caorle? Ma Caorle Spiaggia gestisce 5 km di spiaggia del capoluogo di Caorle. Storicamente noi abbiamo una presenza di circa 10.000 ombrelloni. Quest'anno, a causa del distanziamento, andremo a posizionarne tra il 50 e il 70%. La distanza sarà appunto indicativamente questa, varierà a seconda poi della conformazione in sé della spiaggia. E per l'ingresso degli ospiti cosa avete pensato per quanto riguarda anche i dispositivi di protezione? Sì, allora gli ingressi alla spiaggia verranno tramite dei percorsi che saranno dotati di piazzole e di sosta, in modo tale da permettere di evitare l'interferenza dei flussi. Una persona avanza, chi avanza in senso contrario si accosta e aspetta il passaggio. Nelle postazioni dei nostri bagnini avremo tutta una serie di attenzioni dal punto di vista della sanificazione, quindi gel e oltre a gel anche tutta un'informativa che poi gestiremo anche con la diffusione di volantini in cui stiamo studiando un vademecum molto chiaro e semplice a beneficio dei nostri ospiti. Ecco, nel frattempo noi vediamo che comunque la spiaggia è molto popolata rispetto a quelli che sono stati i giorni passati, è così? Sì, la gente inizia ad avere delle indicazioni, la gente inizia quindi anche di fronte alle regole a percepire una maggiore sicurezza o comunque a prendere ad adottare un modo anche di interagire, di vivere gli spazi, diciamo, con più consapevolezza. Ad esempio noi abbiamo un segnale di questo dal punto di vista delle prenotazioni. In questi 2 giorni sono riprese, sia per quanto riguarda la spiaggia
che per quanto riguarda gli hotel, notevoli richieste di pernottamenti, sia a breve termine, soprattutto devo dire da metà giugno in poi, quindi laddove si pensa di avere una percezione di maggiore tranquillità o consolidamento di una situazione, però devo dire che è un segnale sicuramente positivo questo. Come ci si organizza per il pendolare? Se io decido di venire qui solo in giornata, vengo senza aver prenotato? No, non si può. No, noi abbiamo a disposizione un'applicazione che è facilmente accessibile dal nostro sito, che è caorlespiaggia.it, e le persone, gli utenti, potranno scegliere il proprio posto da casa, pagarlo e arrivare comodamente in spiaggia sapendo già dove ha la disponibilità di sostare. Tutta la spiaggia è mappata tramite un gestionale e quindi da un lato offriamo un servizio diciamo molto comodo all'utente, dall'altro lato è anche un lavoro a garanzia della sicurezza, perché noi sapremo chiaramente quante persone accederanno alla spiaggia e queste informazioni in questo momento sono molto importanti. Ecco, vediamo, i lettini sono stati posizionati. Questa è la distanza che comunque vedremo nel corso di quest'estate lungo la spiaggia di Caorle, lungo le nostre spiagge. Questa è la distanza tra un lettino e l'altro? Sì, visibilmente siamo molto sopra le indicazioni della normativa e della regione, che parla di 1,5 metri di distanza, per cui come dire, queste sono condizioni che ci auguriamo daranno serenità e saranno a garanzia della sicurezza nella responsabilità di ognuno di noi poi. Ecco, infatti vediamo che adesso stanno ecco qua, la distanza esatta del 1,5 metri è questa. È abbondante, sta 2 metri. Sì, esatto. Vediamo anche il drone sopra le nostre teste, il drone degli agenti della Polizia Municipale che poi andremo a raggiungere. Un drone che ha il compito non soltanto di monitorare la situazione lungo le spiagge per quanto attiene una questione sicurezza contro i famosi assembramenti, ma anche da un punto di vista sanitario. Dopo ne parleremo con gli agenti della Polizia Municipale di Caorle, con il loro comandante e il pilota dei droni. Nel frattempo, per aggiungere qualche altro dato, Presidente Peristinotto, chi sono le persone che verranno qui in spiaggia fino alla fine di questo mese, con l'inizio poi di primi di giugno, quando si attenderà l'altro decreto che permetterà di viaggiare da una regione all'altra? Ma crediamo che prevalentemente saranno ospiti giornalieri e progressivamente anche gli ospiti delle nostre residenze, dei nostri hotel. Noi abbiamo una forte presenza legata alle strutture alberghiere, agli appartamenti, però abbiamo anche una importante presenza di ospiti che giornalmente ci raggiungono dall'entroterra, storicamente, perché Caorle ha la fortuna di offrire non solo spiaggia ma anche centro storico, enogastronomia, cultura. Ecco, è un'offerta a 360 gradi, per cui una giornata di vacanza si completa e si arricchisce di questo. Infatti grazie per questo assist, poi ne parleremo anche con il sindaco, perché dobbiamo ricordare che la meravigliosa Caorle non è soltanto spiaggia, ma è stata insignita per questo anche del titolo della bandiera blu, anche è stata inserita tra i comuni più belli, anzi tra i borghi storici marinari più belli d'Italia. Pensate che si trova al 9° posto in Italia come scelta di destinazione turistica. Infatti dei 12.000 e rotti abitanti che si hanno con le frazioni di Porto Santa Margherita, Duna Verde e Altanea, si passa ai 4,5 milioni di presenze turistiche con l'estate, quindi insomma un numero veramente cospicuo di persone che adorano venire qui, anche in virtù di non soltanto il mare ma anche la laguna, la natura, e poi ne parleremo. Chi sono le persone che hanno prenotato dall'estero?
Allora, dall'estero il nostro mercato principalmente estero è Austria, Germania e poi l'Europa dell'Est. Diciamo che al momento la situazione delle frontiere non dà chiaramente sblocco alla storicità che ci vede interessati. Per ora le diverse prenotazioni di ospiti austriaci e tedeschi chiaramente sono proiettate su un periodo che va da luglio ad agosto. Cautelativamente chi annualmente ci raggiunge tiene ancora questa prospettiva di vacanza e speriamo sia confermata, però insomma sappiamo che si sta lavorando per riuscire a risolvere questo problema delle frontiere. Ecco, esatto, infatti ci sarà anche un incontro tra qualche ora a breve con il presidente Conte, con i presidenti appunto di Germania e Austria, mi sembra, se non sbaglio. Per concludere, voi pensate che riuscirete a recuperare una parte delle perdite per questa stagione turistica? Ce lo auguriamo, noi facciamo del nostro meglio. Io credo dai segnali che abbiamo che ci sia una voglia di normalità e soprattutto di fruizione dell'esperienza di spiaggia. Quindi prevediamo che ci sia un forte afflusso da parte dei giornalieri. Su questo poi noi stiamo lavorando anche su una serie di promozioni e di informative che poi troveremo il modo di comunicare, lo stiamo già facendo tramite tra i nostri social. Penso ad una delle idee che già era in campo ma che quest'anno trova sicuramente ancora più forza, è il raggiungimento della spiaggia attraverso la bicicletta. C'è un progetto che abbiamo messo in piedi per quest'anno e partirà, ovvero quello di poter far accedere a delle promozioni ospiti che dall'entroterra arriveranno con la bicicletta in spiaggia, dove troveranno tutta una serie di attrezzature, di officina piuttosto che di convenzioni con le nostre strutture per passare una giornata in spiaggia. Ecco, quindi il moto, l'attività fisica, il sole, tutti aspetti che sembra possano convivere con questa situazione di emergenza. Allora vuole lanciare un appello affinché la gente venga qui numerosa? Beh certo, noi vi aspettiamo, noi ce la stiamo mettendo tutta, il mare è sempre splendido anche in questa località e chiaramente bisogna fare le cose secondo i criteri che ci stanno comunicando, per cui insomma io credo che qualora le persone si adeguino a delle indicazioni che sono quelle che oramai tutti conosciamo, ci sarà la possibilità, tanto più in un ambiente come questo, che più esperti di virologia ci dicono essere il meno pericoloso dal punto di vista del virus, in quanto la sabbia e il mare stesso sono dei nemici del virus, e lo iodio oltre che il sole ci aiutano nel distanziamento e nei dispositivi di sicurezza. Ecco, questo è quanto per quanto attiene i dispositivi e le misure di sicurezza adottate da Caorle Spiagge. Abbiamo sentito, no, quello che ci ha raccontato il presidente del Consorzio Denili Caorle Spiagge, Francesco Peristinotto. Questi sono i distanziamenti tra un lettino e l'altro che vedremo da domani lungo le nostre spiagge. Per il momento è tutto, ci vediamo più tardi. Grazie per davvero Anna Maria. Adesso c'è la pubblicità, dopo il vescovo di Chioggia Tessarollo, nostro ospite. Siamo di nuovo in diretta, stiamo cercando di ripristinare il collegamento con il vescovo di Chioggia Tessarollo. In attesa del collegamento mi ricollegherei con la collega Anna Maria Parisi, che con Paola Barbato, lo avete visto, è a Caorle, adesso è con il sindaco. Anna Maria, a te di nuovo la linea. Eccoci, allora, adesso ci troviamo in compagnia del sindaco di Caorle, Luciano Striuli. Buongiorno sindaco e ben trovato. Buongiorno a voi, grazie.
Alle nostre spalle il famosissimo santuario della Madonna, non del mare, ma la Madonna dell'Angelo. Esatto. Il santuario per noi è il simbolo della città, è una rappresentanza sia sotto il profilo religioso, per la storia, per quello che il santuario rappresenta, ma anche una valenza importante sotto il profilo turistico legato al turismo appunto religioso, perché qui arrivano sostanzialmente in occasione anche della grande festa che facciamo ogni 5 anni, e sarebbe questo l'anno del quinquennio nel cui la dobbiamo realizzare. Arrivano anche oltre 100.000 persone in una giornata solamente per questo evento. Il nostro santuario rappresenta un po' la fedeltà della città nei confronti della nostra Madonna dell'Angelo. Come accennava il sindaco, questo è uno dei punti mete di pellegrinaggio. Arrivano tantissimi pellegrini anche da fuori regione, anche da fuori Italia, e la festa avviene quando normalmente? A settembre? Sì, nella seconda settimana di settembre. La tradizione è una festa che è iniziata in epoca ormai che si perde nella storia, e inizialmente veniva fatta ogni 25 anni. Poi è successo un fatto che quando a Venezia c'era il patriarca Roncalli, futuro poi Papa Giovanni XXIII, quando il cardinale venne qui nel 1956 a partecipare alla festa allora 25ennale, chiese poi al parroco di poterla realizzare, di farla realizzare sostanzialmente ogni 5 anni, e quindi il parroco si rivolse poi al successivo patriarca di Venezia, il cardinale Urbani, dopo che nel frattempo Roncalli era diventato Papa Giovanni XXIII, il quale accordò, e allora da quel tempo, dal 1965, la festa della Madonna si fa ogni 5 anni, attrae tantissimi fedeli, tantissimi turisti, come diceva correttamente, vengono non solo dal Veneto, non solo dal Triveneto, dall'Italia, ma vengono anche dai paesi vicini. Io ritengo che l'emergenza sanitaria stia volgendo al termine e siamo appunto pronti per la ripartenza con le nuove regole. Certamente sono stati mesi difficili, mesi che però per Caorle sono stati assolutamente sotto controllo, perché abbiamo immediatamente chiuso le porte alla città, monitorato, è stato fatto un prezioso lavoro da parte delle forze dell'ordine di polizia assieme all'amministrazione, ma anche assieme all'assistenza domiciliare, la protezione civile, per cui noi l'emergenza sanitaria l'abbiamo vissuta molto bene, e anche i casi di positività qui sono stati veramente marginali. Però adesso che l'emergenza sanitaria per me volge al termine, io ritengo che fra un mese saremo addirittura senza mascherina, e quindi questo torneremo. È il suo auspicio? Questo è il mio auspicio, ma io ritengo che sarà così, ritorneremo quindi velocemente alla vita normale. La spiaggia sta per ripartire, le strutture ricettive stanno per ripartire, stiamo riaprendo un po' tutto quanto, la gente ha questo desiderio di tornare velocemente alla normalità. Mi preoccupa solamente una cosa in tutto questo, che non attiene alla stagione turistica, ma attiene all'elemento della socialità, l'elemento dell'emergenza collegata all'economia e alla finanza. Quindi il risvolto che arriverà al termine di questa stagione, dove avremo sicuramente meno persone occupate e più problemi legati alle famiglie che non hanno magari le liquidità necessarie per affrontare le emergenze, quelle della vita normale, ecco, questo mi preoccupa un po' di più, però l'amministrazione è pronta a affrontare anche questa battaglia. Ecco, con la sua richiesta personale appunto alla Madonnina dell'Angelo, con questo auspicio che lei, insomma, a cui ci uniamo anche noi, quante sono, visto l'emergenza comunque in atto dal punto di vista economico, le famiglie, se ci sono, che qui a Caorle hanno chiesto gli aiuti? Attualmente sono assistite 160 famiglie, sono quasi triplicate rispetto a quella che era lo standard medio in epoca pre-Covid. Sono tante? Sì, sono tante, però fortunatamente tra il contributo che ci è arrivato al governo, e per Caorle sono stati 75.000 euro, sia il contributo delle varie donazioni che sono arrivate dalle associazioni, dagli imprenditori, anche da privati cittadini di Caorle. Do un grande grazie alla comunità di Caorle, perché sono stati molto generosi, sono arrivati ad oggi quasi 30.000 euro in aggiunta. Siamo in grado di coprire questa emergenza sicuramente fino alla metà del mese di giugno. Ecco Sindaco, scusi se la interrompo, vedo alle nostre spalle un'ambulanza che passa, c'è stato proprio in diretta una richiesta
del 118 di aiuto, cosa è successo? Sì, una signora, una cittadina di Caorle che si era adagiata sulla scogliera qui della spiaggia di Levante, è caduta praticamente dallo scoglio, ha battuto un po' la schiena e abbiamo chiamato l'ambulanza, eravamo presenti sia io che il comandante dei vigili e quindi abbiamo chiamato immediatamente l'ambulanza che in pochi minuti è arrivata a Presidio e adesso porteranno la signora per gli accertamenti, immagino la radiografia del caso. Vedo che lei porta una mascherina che simboleggia anche il logo che è il simbolo di Caorle, del suo comune. Queste mascherine che ci auguriamo di portarle il meno possibile nel corso dei prossimi mesi, ma queste mascherine andranno dove si possono reperire? Chi le produce? Allora, le abbiamo appena realizzate grazie a una donazione che ci ha fatto una ditta locale. Questo è il logo turistico della nostra città. Le stiamo un po' testando, ma sono di assoluto gradimento, per cui pensiamo di metterle in produzione in modo che diventino un po' gadget oltre che presidio sanitario per le prossime settimane. Anche se mi auguro veramente che diventino solamente un gadget, un ricordo di quello che è stato Covid e che a breve non li indosseremo più neanche noi. E poi gli introiti di queste mascherine andranno a sovvenzionare che cosa? Gli aiuti anche alle famiglie? Allora li divideremo tra aiuti alle famiglie, sicuramente andranno per l'emergenza alimentare e poi faranno parte anche della destinazione per la ripresa degli eventi e manifestazioni sportive quando potremo fare, perché si assommerà a queste entrate ad altre entrate di idee che abbiamo in corso, perché purtroppo il minor gettito dell'imposta di soggiorno sarà per quest'anno un po' devastante dal punto di vista della realizzazione degli eventi, quindi dobbiamo cercare di avere delle risorse da poter dedicare e riprendere il più presto possibile, quando le regole ce lo consentiranno, di riprendere il più presto possibile anche quello che è la vita a Caorle d'estate. Noi facciamo 350 eventi tra maggio e ottobre, il 70-80% sono a carattere sportivo e quindi vorremmo riprendere presto anche questo modo di proporre Caorle ai cittadini e ai turisti. Grazie Sindaco Luciano Striuli, e chissà che ci si riesca a rivedere a settembre con la festa dedicata alla Madonna dell'Angela. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Anna Maria, grazie davvero, grazie a te e a Paola Barbato per questo bel viaggio a Caorle. Vi annuncio che c'è il DPCM, è stato firmato ed è seguita pochi istanti dopo, come aveva promesso il governatore Zaia, l'ordinanza regionale di cui vi abbiamo dato conto nel corso di tutta la giornata. Tutti gli approfondimenti nel TG di Treviso con Nicola Zanetti. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento con l'aiuto della Divina Provvidenza, immagino, Monsignor Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia. Tutta la Divina Provvidenza. Buonasera Vescovo. Buonasera. Grazie davvero per aver accettato l'invito a essere qui con noi questa sera. Oggi abbiamo parlato di riaperture in Veneto, di attività commerciali, abbiamo parlato di attività materiali, ma c'è l'attività, mi perdoni il termine, spirituale che finalmente domani può riaprire. Si ritorna a dire messa. Lei su questo aveva lanciato degli accorati appelli al governo nelle settimane scorse. Sì, certamente, perché con tutte le dovute disposizioni, con tutte le attenzioni, certamente dopo oltre 2 mesi, una settantina di giorni, una settantimia, se è possibile ricominciare qualche cosa, siamo ben contenti, certo. Si ricomincia quindi dallo spirito. Lei che precauzioni ha adottato? Come saranno le messe da domani nella diocesi di Chioggia e dintorni? Allora, noi abbiamo, come è previsto, ho chiesto a tutti i sacerdoti di conteggiare e segnalare i numeri di persone che possono starci dentro nella celebrazione. Quindi alla porta della chiesa c'è scritto 40 persone, 70 persone, 120, e poi ciascuna accederà, sarà accompagnato per andare al suo posto. I banchi sono segnalati dove uno si può sedere, in maniera che
oltre 1 metro, anzi credo che la gran parte sia oltre 1,5 metri, ecco, di spazio. Poi naturalmente gli igienizzanti sulla porta, una porta per l'ingresso e un'altra per l'uscita, e poi le indicazioni perché le messe non siano troppo lunghe, e anche i canti siano misurati, non ci sia il coro, non c'è la raccolta delle offerte, non c'è il segno della pace, non c'è l'acqua sulle acquasantiere. Ecco, poi per la comunione il sacerdote, prima di distribuire la comunione, si mette lui la mascherina, c'è una bella brocca d'acqua dove si lava per bene, si igienizza e poi scende a chi desidera, sta fermo sul posto, chi vuole allunga la mano, il sacerdote, gli altri si siedono, chi allunga la mano il sacerdote gli pone l'ostia nelle mani. Più di così? Mi pare, Vescovo, che da questo punto di vista vi siete presi per tempo. Certo, anche perché sa, con le messe feriali che cominciano domani, anche non tutti fra l'altro cominciano già da domani, poi le messe feriali sono molto limitate, si comincerà da sabato prossimo con le messe domenicali, sabato e domenica, insomma, ecco, quindi c'è ancora del tempo davanti per chi dovesse terminare le predisposizioni, insomma, certo. Quindi una settimana di rodaggio prima della messa domenicale, questo è importante. Che sarà sempre limitata nei numeri, esattamente perché gli spazi devono essere comunque conservati sia all'interno. Qualcuno ha chiesto se il tempo permette può celebrare all'esterno, metterà le sedie, e fra l'altro la disposizione ministeriale mette comunque mai più di 200 nelle chiese, anche se sono più grandi. Invece all'esterno si vede che contemplano magari anche manifestazioni di altre religioni, non più di 1000 all'esterno con le dovute distanze, certo. E lei, Vescovo, prevede per domenica, o comunque soprattutto di domenica, la necessità di fare più messe? Noi pensiamo di no. Io penso che la gente ha un sano equilibrio e dice, riprendiamo un po' per volta. Quindi io immagino che non ci saranno eccessi di frequentazione, ci avvieremo piano piano, anche adesso per esempio, anche per le comunioni la gente magari all'inizio ci starà un po' attenta, diciamo, ecco. Vescovo, vorrei parlare con lei di un aspetto in particolare, lei stesso lo aveva sottolineato nelle scorse settimane. Quanto è pesato svolgere, officiare i funerali in questo periodo e non officiarli? È stato forse l'aspetto più doloroso, immagino. È stata una grande sofferenza, perché poi, sai, il percorso, allora all'inizio ci si guardava un po' così, dice, vediamo cosa sarà, cominciamo, non cominciamo, e poi invece ha cominciato a sentire gli ospedali strapieni, poi i morti, le bare uscire con i camion, e lì è capitato proprio uno shock, e soprattutto quelli che non hanno potuto neanche salutare il proprio caro, andato all'ospedale, mai più rivisto. E poi gli sono arrivati indietro le ceneri, oppure anche quando si è fatto il funerale soltanto una benedizione, non si poteva certamente anche andare per le case o salutare i parenti, eccetera. Quindi è vero, abbiamo un po' usato questi mezzi che stiamo usando adesso, quindi una telefonata con qualche parente, una videochiamata, eccetera. Però certamente si è mancati, ecco, in questo momento in cui una famiglia vive un lutto importante.
Vescovo, siamo in dirittura d'arrivo, le chiedo solo un breve flash, un pensiero per questa ripartenza. Cosa si sente di dire ai fedeli e non che ci stanno guardando, brevemente? Allora, teniamo conto che qualcosa dobbiamo avere imparato anche da questa esperienza. Allora, la calma, una vita spirituale che possiamo coltivare anche nelle nostre famiglie e nelle nostre case. Quando possiamo, con serenità, accediamo anche alle celebrazioni. Soprattutto cerchiamo di recuperare i rapporti personali, la tranquillità sociale, la pace familiare, una disponibilità anche ai sacrifici che ci sono chiesti per il bene e la salute di tutti. Non lasciamoci prendere dall'impazienza, adesso facciamo chissà che cosa, perché abbiamo anche tutte le attività ricreative, formative, estive, campi scuola, Grest, eccetera. Stiamo delineando un protocollo anche per le scuole dell'infanzia, eccetera, che sarà intricatissimo. E niente da fare, dobbiamo tenerne conto, fede, pazienza e benevolenza per tutti. Vescovo, la ringrazio per questo messaggio di speranza e di incoraggiamento, grazie per la disponibilità e mi permetto anche per la simpatia, grazie per a davvero. Voi, scusate se vi ho fatto tribolare un po' qua. Va benissimo, grazie Vescovo, grazie al Vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo. Finisce qui la nostra edizione straordinaria, adesso il TG di Treviso con Nicola Zanetti. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione, buon proseguimento.